Salve, stavo per iniziare la partita tra la Marcomerese e Tutta Vista Galtellì. Qui vediamo i giocatori della panchina, stanno andando a prendere posto. Ricordo Marcomerese, Tutta Vista Galtellì al campo di Tiesi. Grazie Saggio, che bello. Lei che la fa piangere. Non prego, la fa piangere. Direi proprio e ma io vi fa piangere. Tra poco inizierà la partita. Tutta Vista vedo con la maglia bianca, mentre mi avevano detto prima che venivano con la maglia rossa. Riga, io ora che su primo De Maio è veramente incredibile. E poi non sanno nada. Perché io sono tornato e non possiamo, quindi che sta a fare dietro io. Sono problemi, no? No, mi vicino ti dico. No. Peccato che via avevo questo dietro, quindi Ma due, arrivare ad una cosa abbastanza. Ma quindi giorno quando è? Infatti non ho fatto. Perché mercoledì ancora si aspetta l'inizio della partita. Ecco gli arbitri, che sono i primi che entrano in campo. Insieme alla squadra Marcomerese maglia nera, Tutta Vista maglia bianca. Ma penso che stia per mollare.
La Macomerese giocherà sulla sinistra, tutta vista sulla destra con la maglia bianca, Macomerese con la maglia nera. Siamo in attesa del fischio dell'arbitro. Poi daremo via alla partita. Perché lui c'è qualche squadra più Parata del portiere Salvatore Ruiu, non è riuscito a tenerla in campo. Calcio d'angolo per la Macomerese. Allora, Macomerese ha giocato di Tolosa al primo minuto con la serie, aria, il potere di tutta vista. Rimessa per la Macomerese. Arriva a due! Bravo! Faro spinta, le mani! Faccia arriva! Bravo, solo! Dai calda! Vai che brutto bello, vai! Rimessa per la Macomerese. Rimessa sempre per la Macomerese.
palla indietro. Siamo a 4 minuti dall'inizio del primo tempo, il risultato sempre 0-0. C'è stata una bella parata di Salvatore Ruio. Rimessa per tutta vista. Si fa rubare il pallone Piras. Rimessa per la Macomerese. Ha rinviato il difensore del tutta vista. Arriva Fra, no! Punizione su fallo su Simone Mameli. Rimessa per il tutta vista. Punizione ancora per il tutta vista. Punizione per il tutta vista. Si cambia Giovanni Piras, specialista nel tiro delle punizioni. Giovanni Piras. Calcio d'angolo, ha respinto il difensore del Macomerese. Calcio d'angolo per il tutta vista Galtiellini. Siamo a 7 minuti nel primo tempo. Palla al centro. Punizione per fallo del giocatore. Punizione a favore del tutta vista.
giocatori del Tutta Vista hanno presente all'arbitro un tocco di mano, l'arbitro non è d'accordo. Esce il portiere. Non andare! 10 minuti sono trascorsi, risultato 0-0, palla al portiere Salvatore Ruiu. Palla fuori, rimessa dal fondo, si incarica il portiere. Ha preso il l'arbitro, sarà l'arbitro che metterà il pallone in gioco. Ritornerà il pallone, vediamo chi ce l'aveva in gioco. Ancora rimessa dal fondo, si incarica il portiere. Funziona a sua zona del Tutta Vista, anche se sembrava il contrario. L'arbitro ha deciso così. Giocatore del Tutta Vista a terra. Si trattava di Giovanni Piras, un giocatore che ha subito un intervento non sanzionato dall'arbitro. Rimessa per Tutta Vista Caltellì. Tira sempre un piccolo venticello, questa volta non disturba
la ricezione dell'audio. Rimessa per la Macomerese. Tiro del difensore respinto del giocatore della Macomerese. Meloni. Bellissima azione, non ci è arrivato ad un soffio Simone Mameli, bella azione della tutta vista Galtellì, ha recuperato il portiere in extremis. Giovanni Piras, Meloni. Mastio. L'arbitro non ha fischiato. Punizione contro la Macomerese. Punizione in favore del Tuttavista. Sono trascorsi 17 minuti dall'inizio della gara, l'inizio del primo tempo. Il risultato bloccato sullo 0-0. C'è stata un'azione pericolosa delle Macomerese e altrettanto una occasionissima anche per Tuttavista, salvata dal portiere della Macomerese. Rimessa rimessa per la Macomerese. Il tiro della Macomerese, un tiro di poco conto.
palla troppo lunga per Simone Mameli. Simone Mameli che ritorna nella sua posizione naturale di attaccante. Nelle ultime partite l'abbiamo visto agire da difensore, sicuramente c'erano problemi in difesa, però Simone Mameli è un attaccante e deve stare nella sua posizione naturale. Rimessa per la Macomerese. Mi si stava staccando la cuffia. Punizione per la Macomerese, un po' distante però. Palla all'indietro. Rimessa. Meloni, Baratelli. Punizione ancora per la Macomerese. Punizione a centrocampo. 22 minuti sono trascorsi. Risultato bloccato solo 0-0. Mi sembra capire che sia calcio d'angolo. Il difensore ha salvato la propria porta. Calcio d'angolo per il Totavista. Sempre Piras dalla battuta. Ancora calcio d'angolo dalla parte opposta, sempre per il Totavista Galtellì.
piano piano sta uscendo fuori la grinta del tutta vista. Ancora calcio d'angolo. Poco fortunato il tutta vista, palla fuori, una buona occasione, il giocatore di tutta vista non è riuscito a centrare lo specchio della porta. Siamo al 25esimo, risultato 0-0. Pallone Salvatore Ruiu. Pallone ancora con Piras. Simone Mammelino riesce ad agganciare, ancora il pallone in possesso della Macomerese. Momento di pausa. Silvio, 2 volte in prima per 2 volte in seconda. Come l'idea del pentito. Te ha demore, perché passa una sola che quello lì nel dopo la deu. Panchina a riposo, minuto di riposo, di pausa. Questa è la panchina del tutta vista. Calia, Cali, perché non ti metti qua così so chi segna? Perché io non lo so. Ma non lo sento, niente qua. Rimessa per il tutta vista.
19esimo minuto, togliamo un minuto di pausa e verrà recuperato. Rimessa per la Macomarese. Poi il numero 17 che dirige i propri compagni in campo. Rimessa per la Macomarese. Palla alta per la Macomarese, nulla di fatto. Marsi. Rimessa per la Macomarese. Simone Mameli a agganciare il pallone, anzi no, Giovanni Cadao, scusate. Passa indietro verso il portiere che sicuramente farà un lancio lungo, così è. Non è riuscito Baratelli ad agganciare, troppo lungo, il pallone è passato da Meloni. Siamo a 34 minuti.
Vai, dentro! Vai, un passo a destra, tiro! Bravo Marcin. Il campo è piccolo, non c'è le tribune, perciò si sente molto meglio il parlare dei giocatori perché sono più vicini. Voglio passaggi sicuri. Palla al portiere della Macomerese. Nulla di fatto, rimessa per il tutta vista. Rimessa da parte di Salvatore Ruiu. Aspettiamo che Salvatore Ruiu lanci il pallone, supera la linea del centrocampo, va a recuperare il difensore della Macomerese che non può toccare il pallone con le mani perché era un retropassaggio del proprio giocatore. Palla ancora in possesso sempre della Macomerese, rimessa per il tutta vista. Rimessa per tutta vista. Rimessa per tutta vista. Mantieni la barra, spalle. Si difende molto bene la difesa di tutta vista. Va a cercare Simone Mameli che non riesce. Fuori gioco di Simone Mameli. Così mi è sembrato. Batte Mastio, Daniel Mastio, il numero 6 del tutta vista.
Siamo a 39 minuti, ancora il risultato bloccato solo 0-0 tra Maccomerese e Tuttavista. Punizione a favore della Maccomerese. Saltalo dietro, grande! Punizione per la Maccomerese in una posizione molto favorevole. Una buona imposizione. Bellissima parata di Salvatore Ruiu che salvato il risultato. Nulla di fatto. Bravo Baratelli, Meloni, calcio d'angolo. Calcio d'angolo in favore del Tuttavista al 42esimo, calcio d'angolo in favore del Tuttavista. Cancia sempre Giovanni Piras. Ci portiamo già al centro. Rimessa per il Tuttavista. Al centro vediamo. Occasionissima per il Tuttavista non sfruttata. Peccato. Occasionissima per il Tuttavista, Galtellini non sfruttata. Non ha saputo approfittare il giocatore del Tuttavista. Buona occasione per il Tuttavista, che non è stata fortunata.
Recuperano i difensori del Macomarese. Palla ancora buona nei piedi di Piras. Meloni verso il numero 10 Barattelli. Fuori gioco. Barattelli aveva preso la traversa, anzi il palo, scusate. Bravo il giocatore del Tuttavista che ha recuperato. Fallo da parte del difensore, dell'attaccante anzi, della Macomarese. Calcio d'angolo. Diciamo che per adesso la Macomarese si sta salvando in calcio d'angolo. Sono numerosi i calci d'angolo battuti dal Tuttavista. Sempre Piras alla battuta nel calcio d'angolo. Ci portiamo già al centro per vedere l'azione. Della Macomarese cercava di sfuggire, non ci è riuscito. La rimessa e per il Tuttavista punizione per il Tuttavista. Siamo già al 47esimo. Finisce la partita, il primo tempo finisce. Dopo 3 minuti di recupero. Pausa. Reset.
Togliamo anche l'audio.
Eccoci qui, tra poco inizia il secondo tempo tra la Macomerese e Tutta Vista Galtellì. Le squadre stanno entrando in campo. Aspettiamo il fischio dell'arbitro. Inizia a spingere perché sei una squadra Aspettiamo il fischio dell'arbitro per dare inizio alla partita. Per dare inizio al secondo tempo. Iniziato. Rimessa per la Macomerese. Punizione per Tutta Vista. Calcia il portiere Salvatore Ruiu. Palla fuori rimessa dal fondo. Calcio d'angolo per il Macomerese. Bravo Salvatore Ruiu a intercettare il pallone dal tiro dell'attaccante del Macomerese. Uno salta gli altri, non fanno salire! Dietro, attacca! Bravo, Elo! Palla all'indietro verso il portiere. No, su tutto Maio.
Almeno aiutalo, Comunque c'era una punizione, un fallo non fischiato dall'arbitro. L'arbitro ha fatto continuare, il giocatore della Macomerese, scusate, ha tirato. buttati prima, c'ha solo il colpo di testa. Siamo a 4 minuti all'inizio del secondo tempo. Ha rischiato un po' il portiere della Macomerese. Ancora bellissima parata, bravo Salvatore Ruiu, calcio d'angolo, il tiro dell'attaccante della Macomerese. Bellissimo pagato la Portarcene avanti, Campo! Nulla di fatto, rimessa dal fondo per tutta vista Galtellini. la foto della squadra con il video di Bornata e mandala. 6 minuti sono trascorsi, il risultato sempre bloccato sullo 0-0. Palla fuori, rimessa per in tutta vista Galtellini. Rimessa per in tutta vista.
possesso del tutta vista. Calcio d'angolo, fuori gioco, se no sarebbe stato calcio d'angolo, perché l'ultimo può toccare il giocatore della Marcomerese. L'arbitro ha segnato il fuorigioco. Rimessa per tutta vista. Varri, prendi a corta, Varri. Bravo Varri, di nuovo Varri. Bravo Varri. Non si sono compresi i giocatori. Punizione per fallo. Da segnalare che ovviamente non ci sono stati. C'era un fallo, l'arbitro ancora non ha fischiato. Il giocatore della Marcomerese. Punizione. Punizione per la Marcomerese in una posizione abbastanza favorevole. Cosa arriva? Rettifico quanto detto perché non c'è il comodo che ho mandato. Siamo a 12 minuti dall'inizio del secondo tempo, risultato 0-0. Sì, uno dice, ma per fare cazzo. Alto, tiro alto, nulla di fatto. Ancora la Marcomerese è pericolosa. Rimessa per il tutta vista Caltellì. Siamo a 13 minuti dall'inizio, quasi 14. Il risultato ancora sempre bloccato, solo 0-0.
Salvatore Ruiu, che adesso calcia. Occasionissima per il tutta vista palla, tiro fuori. Occasionissima per il tutta vista, non sfruttata, sfortunato il tutta vista. Rischiato di colpire il Galtellini, 12° minuto, 9 la palla finisce al numero 10 che conclude Era Baratelli l'autore del tiro fuori di poco. In 10 minuti sono trascorsi. Campanile del portiere. Forse è troppo lungo, no, ci riesce. Rimessa. Non è riuscito l'attaccante, è tutta vista. Rimessa per Marco Merese. Passa indietro verso il portiere. L'arbitro non ha ritenuto il fallo del portiere sul giocatore del tutta vista, infatti
Punizione contro, non sono d'accordo i giocatori del Tuttavista. Protestano i giocatori del Tuttavista ritenendo che il fallo fosse dal giocatore della Macomerese. Punizione per la Macomerese. Macomerese sostituisce un giocatore. Sostituisce il numero 7 con il numero 9. Regolamento! 20 minuti sono trascorsi, il risultato bloccato ancora solo 0-0 tra Macomerese e Tuttavista. Un'altra punizione per la Macomerese. Parato del portiere, bel tiro del Tuttavista, ancora non molto forte, il portiere si è impossessato del pallone. Giocatore a terra del Tuttavista, l'arbitro non lo ritiene manco importante, non fa intervenire nessuno. Rimessa per il Tuttavista, che questo rimessa per il Tuttavista. Palla lunga, rimessa per il Tuttavista Cartellì. Campo. 22 minuti sono trascorsi. Fallo, giocatore di Tuttavista. Basso su, bravo! 4. Punizione, un'altra punizione, purtroppo in una posizione abbastanza
Siamo al 24esimo, ancora una punizione, una delle tante assegnate alla Macomerese. Anche questa volta alta, nulla di fatto. Nulla di fatto. Rimessa da parte del portiere Salvatore Ruiu. Andiamo su per vedere dove arriverà il lancio di Salvatore Ruiu. Non ha dato una punizione, ma no, sì, punizione per il tutta vista. Comunque è abbastanza lontana dall'area di rigore. Vediamo se Giovanni Piras tirerà subito in porta o passerà al centro per qualche suo compagno. Rimessa, nessun calcio d'angolo, rimessa per la Macomerese. Ma che giallo fonda! L'ha segnato! Quale l'ha segnato? Mastio. Rimessa per la Macomerese. Cambio nelle file della Macomerese. Rimessa per tutta vista. Baratelli. Palla fuori. Rimessa per tutta vista. Calcio d'angolo, no, fallo laterale.
Non ho capito cosa sia successo, il giocatore numero 7 si è portato sulla... Sembra di vedere è giunto il momento di riposo tra le squadre dopo mezz'ora del secondo tempo. Le squadre si portano nuovo cooling break anche nel secondo tempo e credo che il gioco comunque riprenderà con una sostituzione tra le file della Macomerese, però ti dirò dopo, se non sbaglio dovrebbe comunque uscire il numero 4 comunque per sicurezza. Questa è la squadra del tutta vista in pausa. Doppio dell'Usinese. Sta uscendo il quarto. Questa è la Macomerese. Questo è il primo piano degli arbitri. Siamo al 31esimo, verrà recuperato un minuto di riposo. Si riprenderà con punizione per la Macomerese. C'è 3 che lascia. No, no. Palla all'indietro. Poi la tocca indietro. C'è stato un breakout della linea 4G per pochi secondi. Sembra che si sia ripresa. Messa per il tutta vista. Attenzione, fallo. Fallo su Simone Mameli.
Sono lì che primo. No, Questa libertà! Sì, continuerà con una punizione a favore della Macomerese. Passo su! Dai Matti! Attacca Matti, attacca che sbaglia! 69 Buon'ora fa sotto 2-0 a fondo. Bravo Salvatore Ruio. La sua sicurezza dà fiducia da tutta vista. Bombo arriva, Bombo! Punizione per tutta vista. C'è un giocatore tutta vista a terra. Vediamo di che si tratta. Sempre Giovanni Piras che ha bisogno di soccorso. In attesa la punizione che batterà in tutta vista. La fuori Giovanni Piras dovrebbe entrare Giorgio Floris, l'attaccante Giorgio Floris assente per tutto il campionato per un infortunio sul lavoro. Siamo al 40°, ancora sicuramente non è pronto per fare tutto in tempo. Mattia Meluni. Che caso. Siamo a 39 minuti. Dentro Marcello!
fallo fischiato per il tutta vista, ma non bisogna mai fidarsi, perché l'arbitro potrebbe anche non fischiare, il giocatore potrebbe approfittare della situazione. Passa il pallone, Veramente sarebbe punizione contro il Malcomerese, ma l'arbitro la pensa diversamente. L'arbitro la pensa diversamente. Veramente, secondo me, è al contrario. Però l'arbitro è quello che comanda, è quello che vede anche più di me. E per lui non era giusto. Punizione per il tutta vista. Siamo al 41esimo. Rimessa dal fondo. Non sto vedendo una grande Malcomerese. Ho visto una differenza di punti in classifica. Vista la squadra nel secondo tempo, secondo il mio punto di vista sta giocando meglio il tutta vista che il Tellì. Solo secondo il mio punto di vista, però. Rimessa per il tutta vista. Laterale. Palla fuori. Siamo al 43esimo. Siamo agli sgoccioli del primo tempo, del secondo tempo, scusate. Rimessa per il tutta vista. Tutta vista è andata in gol, forse è un fuorigioco, no, nulla di fatto. Non ho visto bene comunque se è andato in gol o era fuori. Purtroppo c'è un monitor piccolo e non riesco proprio a vedere. Ammonito
il primo giocatore ammonito ed è Macomerese. È stata una partita corretta, molto corretta. È stato ammonito il numero 17. 45esimo già l'abbiamo già raggiunto. Si incarica Meloni, il numero 7 del tutta vista, battere questa punizione anche se è molto lontana dall'area di rigore. Il portiere fa su il pallone, nessuno giocatore della ecco un'altra punizione, giallo per il giocatore del tutta vista. Vai via, Diego! Ancora una punizione. 7 mi sembra che si aspetta. Una delle tante punizioni assegnate alla Macomerese, punizioni dal limite dell'area. Siamo al 46esimo. Togliamo un minuto di riposo. Siamo al 45esimo. Adesso vediamo l'arbitro quanto recupera. Questa è la curiosità. Parata, favolosa parata del Salvatore Ruiu che ha salvato la propria squadra. Era proprio un bel tiro. Salvatore Ruiu però l'ha intercettata. In questo momento vediamo la Macomerese che le tenta tutte per vincere la partita. Ma a tutta vista non si fa sorprendere. Attacca giù! Fuori gioco! Rimessa. Fallo dell'attaccante della Macomerese. Siamo a 48 minuti. Risultato ancora 0-0. Bloccato solo 0-0. Rimessa per la Macomerese e finisce. Qui finisce la partita 0-0. Siamo contenti dopo che battere. Perché a te lo fai tutto il giro. Lo togliamo. Ciao, ciao.
Dopo il pareggio tra la Macomerese e Totavista, un punto per entrambi. È stata una partita equilibrata. Adesso bisogna vedere i risultati delle altre squadre, partendo dalla quintultima, per vedere quanto distano dal Totavista. Totavista che dovrebbe avere 38 punti. Ci sono ancora 3 partite con 9 punti in palio. Bisogna premiare i giocatori di Totavista che hanno dato tutto. Reti inviolate per entrambe. 0-0 Anche i giocatori della Macomerese ringraziano il proprio pubblico. 0-0 mediocre. Che applauso. Qui terminiamo, risultato 0-0, a reti violate le due squadre. Togliamo l'audio, alla prossima.